Pisano e poi anche l'onorevole Conto e tutti quanti qui gli onorevoli hanno parlato di rendere il popolo sovrano. Allora io mi chiedo, se noi come popolo, attraverso il terzo settore, riuscissimo a portare la cultura della Costituente, mi scusino ma sono piuttosto emozionata come parlare ad un'assemblea così qualificata. Allora, dicevo, se noi attraverso il terzo settore riuscissimo veramente a portare quella che è la cultura dell'assemblea costituente e riuscissimo attraverso un lavoro veramente capillare a fare delle proposte veramente coerenti e veramente valide, fino a che punto le personalità qui presenti sono pronte a recepire queste proposte che vengono veramente dalla base, dal popolo, perché fino adesso ho sentito parlare di tante cose che mi sono congeniali, che capisco perfettamente. Si è parlato di centralità della Sardegna nell'ambito del Mediterraneo e penso che questo sia un ruolo veramente importante nell'ambito del Mediterraneo. Ma io mi chiedo, quale credibilità noi sardi abbiamo in Italia, in Europa, quale visibilità, visto e considerato che tutta la nostra classe dirigente non fa altro che litigare, perché io ho assistito a tante cose che venivano fatte anche nel Consiglio e c'è a destra, a sinistra, in centro, dovunque, solo litigi. Allora, questa credibilità noi all'alto come possiamo portarla? In che maniera possiamo veramente lavorare perché il nostro popolo sia veramente credibile e perché tutte le nostre classi dirigenti lavorino per noi e non solo esclusivamente per la poltrona? Allora, questo è il popolo che parla, quindi io non mi voglio qualificare, mi scusi, no? Anch'io sono del popolo, perciò vi presento. Sono Lucio Stiga, ho scritto di recente un volume di presidenti 50 anni di economia della Regione Sarda. L'ho scritto non certamente come persona impegnata in politica, ma come persona che ama questa terra come credo tutti noi sardi l'amiamo. E ho voluto ricordare in questi 50 anni dell'autonomia anche i presidenti che, a parer mio, l'ha già detto anche l'onorevole Melis, vanno ricordati per tutto ciò che hanno potuto fare e ciò che non hanno potuto fare. È stato messo in evidenza il fatto che i primi costituenti sardi presentarono un buon statuto, furono gli stessi sardi a Roma purtroppo che crearono le premesse perché lo statuto autentico non nascesse. Ma io non prendo la parola oggi per parlare di questo tema che è stato ampiamente trattato dagli illustri relatori. Dico solo che in Sardegna probabilmente studiamo poco le persone che hanno dato lustro, vanto con iniziative anche a livello nazionale. Ad esempio, è stato mai studiato il fenomeno della formazione e dell'istruzione professionale come è nata in Italia. Se voi vi riprendete le pagine del XIX secolo scoprirete che una donna sarda, Francesca Sanna Suis, fu l'inventrice del primo corso di istruzione professionale in Italia. Per le classi meno abbienti, essendo lei una figura, diciamo, intanto nata in una famiglia benestante, mise a disposizione i suoi averi e creò una struttura di questo tipo, 47 telai per le ragazze che non avevano possibilità alcuna di istruirsi e le preparò, le fece diventare artigiane, grandi artigiane nei telai e preparò anche ragazzi che non avevano soldi, non erano figli di gente ricca, quelli che avevano buona volontà, avevano interesse allo studio e attivò in Italia un sistema di istruzione che
portò Carlo Alberto nel 1850 a dedicare a questa donna una particolare attenzione. Lì precedette di anni luce la legge Casati, che fu in effetti la prima vera legge di riforma sul sistema scolastico. Ditemi di questa donna dove mai se ne è parlato, dove mai se ne parla. Ricevettero medaglia d'oro un diploma per aver tradotto nelle sue grandi opere, oltre che culturali, anche morali, benefiche, durato 40 anni questa attività di questa signora, Francesca Sanna Suris. Si parla di uomini e ragazzi nati poverissimi, qualcuno di questi addirittura è diventato vescovo, un vescovo sardo che poi è stato trasferito, amico intimo di Pio X, ad Atri in Abruzzo, ed è il primo uomo nella storia della Chiesa che abbia potuto parlare in nome proprio, perché la Chiesa in quel periodo non era così aperta come oggi, in contrapposizione alle teorie sulla evoluzione della specie di Darwin. Questo grande vescovo diceva in poche parole: sono d'accordo con Darwin per quanto riguarda l'evoluzione della specie umana, perciò parlava di genetica. Diceva però l'uomo non può vivere solo attraverso i muscoli e la sua corporatura, vive anche con spirito e idee che praticamente poi trasferite nel mondo possono creare una comunità migliore. Questo grande vescovo si chiamava Raffaele Piras ed è stato anche consigliere personale di Pio X. Bene, mai tanto celebrato, mai tanto celebrato. Voglio dire questo, che la Sardegna probabilmente non ha mai valorizzato i propri figli quanto dovrebbero essere valorizzati. Allora, se nasce la formazione e l'istruzione da una idea di questa donna sarda, io sono molto convinto che anche la donna sarda ha una mentalità, chiedo scusa ai maschi come me, maschilista. È tempo di valorizzare anche, lo fece la regina Elisabetta quando nel 1951 fu ospitata a Cagliari proprio dall'allora sindaco di Cagliari, Giuseppe Grosso. E Elisabetta d'Inghilterra, nel municipio di Cagliari, si permise di dire a noi giornalisti, vi ricordo, giovani cronisti: io devo molto a questa terra, perché da questa terra abbiamo studiato documenti che sono serviti anche per realizzare una carta che in Inghilterra si chiama Magna. Insomma, il riferimento chiaro era verso Eleonora Darbovea. Altra grande donna che in vita non fu certamente ben voluta in Sardegna è stata Grazia Deledda, la stiamo valorizzando adesso. Perciò in questa terra che ha dato vita anche ad altri grandi nomi, la donna è protagonista. La donna non è ancora protagonista come merita di esserlo, perché evidentemente anche in noi, come società sarda, non abbiamo saputo valorizzare questo grande momento che avrebbe dovuto caratterizzare gli studi, esportare fuori. Dobbiamo chiuderci sempre qui in Sardegna, noi dobbiamo uscire fuori anche con i nostri giornali, con le nostre riviste, con queste idee che qui stiamo dicendo stamattina, devono percorrere. Onorevole Pisano, sono d'accordissimo con voi, ci mancherebbe altro, ma sono d'accordo anche con Piazza Toscano quando dice è il soggetto che deve essere messo nella condizione di poter poi essere conosciuto, anche perché è inutile che a Bruxelles conoscano Mario Medius, Beppe Pisano e non conoscono tutte le idee che invece in Sardegna navigano, girano, i personaggi eccezionali che questa terra ha avuto. Ma lo stesso Partito Comunista nasce, non credo per volontà di qualcuno così per caso. E anche chi ha fatto nascere questo grande partito è un altro grande sardo, Antonio Gramsci. Abbiamo avuto uomini di una potenzialità intellettuale eccezionale. Partito d'Azione che poteva, come ha detto bene Salvatore Cuveglio ieri, essere un partito d'azione italiano. Bene, i sardi di allora, questi grandi
grandi uomini che si chiamano Emilio Lusso e Bellieni non hanno creato in Sardegna il Partito Sardo d'Azione perché in Italia non hanno saputo capire l'importanza di un'unità di popolo. Bene, come Sardegna l'abbiamo capito, cosa vuol dire essere uniti a livello di popolo, ma ce la farà la classe politica ad essere unita quanto lo è veramente il popolo? Ecco, questo è il quesito che io mi pongo. Alla base c'è questa unità, c'è la ricerca continua di volervi vedere seduti come oggi, perché oggi veramente è difficile poter dire qual è il discorso che a me non è piaciuto. E sfido chiunque a dire in questa sala se avete notato differenze tra Borgo di Alleanza Nazionale, Beppe Pisano di Forza Italia, Piersandro Scalo del PS, Massimo Fantola riformatore. C'è un'idea comune, come diceva la nostra amica del popolo, e che io lo dico, se c'è questa volontà di essere veramente